Siamo con mister Mauro Perina, ben ritrovato per la presentazione della gara del derby Südtirol Trento che si gioca domenica alle 15:30 a Bolzano. Si può già dire che dopo 2 giornate, entrambe a punteggio pieno, è una gara ad alta classifica. Che partita ti aspetti? Ma sicuramente la classifica dice così. Adesso non so chi abbiano incontrato loro, so chi abbiamo incontrato noi e quindi le valutazioni le posso fare sicuramente sulla mia squadra. Abbiamo fatto 2 buone partite. E che partita mi aspetto? Mi aspetto una bella partita perché ripeto, non li conosco, però presumo di trovare una squadra che proverà a giocare a calcio e quindi se si giocano contro 2 squadre che provano a giocare a calcio è probabile che esca una bella partita. Se non sarà così noi ci proveremo comunque. Ecco, ti chiedo come ci arriva la squadra dopo 2 vittorie consecutive, 6 punti, come l'hai trovata in settimana dal punto di vista fisico, mentale? Ti chiedo una battuta su questo. Ma sicuramente bene, è inutile nasconderlo. Quando vincere fa morale. Venivamo, come abbiamo già detto più volte, da un buonissimo precampionato. Partire con 2 vittorie contro 2 comunque buone squadre, perché saranno 2 squadre che non finiranno in fondo alla classifica, Venezia e Padova sicuramente, e quindi il morale è sicuramente buono, arriviamo sereni, è un derby, lo so, io magari lo sento anche poco, nel senso arrivando da un'altra regione ci mancherebbe, quindi riesco a gestirlo sicuramente meglio magari di chi lo vive proprio qui, e perciò questo sto trasmettendo alle ragazze, non è null'altro che una partita delle 30 che dobbiamo giocare. Ecco, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. Dopo la preparazione estiva e questi 180 minuti, quanto è già il tuo Trento, quello che è sceso in campo domenica scorsa e che scenderà in campo domenica? Ma sono onesto, è già parecchio il mio Trento, perché a Venezia abbiamo faticato un po' anche per il discorso del campo brutto. Invece domenica abbiamo potuto giocare su un bel campo grande e quindi ho visto cose importanti, concetti su cui abbiamo lavorato e le ragazze in cui credono, perché se poi le fai in che partita vuol dire che quello che propone il mister ci credi e questo mi fa ben sperare, però sono molto positivo, ecco. Insomma, secondo me è stato al momento è un inizio molto, molto importante. Grazie mister, buon lavoro.